Partita fondamentale per entrambe le squadre. Da una parte c'è chi vuole dare la caccia al primato, dall'altra c'è chi vuole mettere fieno in cascina per una salvezza tutta da conquistare. Amici di Sportisili, ben trovati da Francesco Cammuca dallo stadio Roberto Sorrentino di Trapani. Questa è Accademia Trapani Gela, round numero 7 del campionato di eccellenza Girone A. Ancora sfera buona per l'Accademia, colpo di testa da parte di Zappalà, poi controlla al limite Campanella, tocco per Tempesta che mancina e vuol provare. Conclusione fuori, non di molto, prima occasione del match. Ai 20 metri, palla per Arcidiacono che può puntare, Arcidiacono converge, ancora Arcidiacono, palla per Maidana che può calibrare il cross, lo fa sul secondo palo, Prestia con la girata bloccata da Mistretta. Entrato da quando non arriva Arcidiacono che innesca la ripartenza, Arcidiacono fronte alla porta, Arcidiacono col tocco per Cocimano che è in area, Cocimano se la porta sul destro, poi salta Jargiù, l'uscita di Mistretta provvidenziale a negare il gol. C'è Campanella con Agnello, poi sulla tre quarti Tempesta, Daguanno e Bongiorno a sostegno di Norfo. Qui intanto attenzione alla palla per Tempesta, Valenti col primo intervento della sua partita, attacco ancora vivo per l'Accademia, colpo di testa a mettere fuori Zappalà, poi si può ripartire con l'angolo e se ne occupa Daguanno, pallone in mezzo, colpo di testa di Jargiù che per pochissimo manca la porta. Di dubbi sul tiratore ne abbiamo pochi, fischia l'arbitro, parte Cocimano verso la porta, il salvataggio sulla linea. Poi attacco ancora vivo, è stato Benivegna a salvare, il cross, secondo palo, colpo di testa ma in fuorigioco Gambuzza. Fischia l'arbitro, infatti va Maidana, pallone che spiove, colpo di testa, vola Mistretta a salvare su Zappalà, calcio d'angolo. Rimessa per Cocimano che andrà forse ancora lungo, sì, verso l'area. Pallone che rimane lì, Arcidiacono, calcia, ma Mistretta c'è. Tutto il Gela negli ultimi 25 metri. Campanella propone in mezzo, Jargiù sul secondo palo. Questa volta la prende, ma non prende la porta. Bossa dalla bandierina, effettua uscire col suo destro, pallone che in area, Gambuzza di testa, la palla rimane lì e c'è la rete di Cocimano che sblocca il risultato in favore del Gela. Serviva un episodio e alla fine l'episodio è arrivato, realizza Turi Cocimano, 1-0 per il Gela. Caronia cerca di accelerare contro Jargiù che in qualche modo lo ferma, però ancora Caronia col possesso, Caronia, tiro ribattuto, poi arriva Nicoletti dalla distanza, palla fuori, tutta di Maidana, Savasta, Caronia, Savasta, prova ad andare a mettere in mezzo il pallone, buca Benivegna, la palla diventa buona per Migliorisi, conclusione di Cocimano, blocca Mistretta per l'Accademia. E l'arbitro fischia 3 volte, è finita la partita, ha vinto il Gela che con i suoi giocatori di punta, in particolare con Cocimano, porta a casa 3 punti pesantissimi dal campo dell'Accademia Trapani. Prestazione pressoché perfetta per la squadra di Melillo, ma contro certe squadre non basta, bisogna fare quantomeno gol e non c'è riuscita. La squadra allenata da Melillo che esce comunque tra gli applausi.